una cosa particolare, io vorrei vicino a me Tonino Sanna, eccolo qua, che voi fate un po' un rito che ogni volta accade, che qualcuno entra nella formazione, un nuovo componente, e insomma fate rivivere. Di che cosa si tratta? Si tratta, buonasera anzitutto, si tratta di una cosa molto semplice. Ogni qualvolta un corista, un ragazzo, un giovane, una persona di osso si avvicina al nostro gruppo, fa le prove, il maestro lo reputa idoneo ad affrontare il palco, indossa per la prima volta il costume, viene battezzato nel momento in cui lui si presenta sul palco. Quindi stasera abbiamo un corista che per la prima volta calca il palco e quindi viene obbligatoriamente battezzato. Vuoi dire chi è? Sì, a parte questo, che cosa succede però? Lui si sceglie anche un padrino e quindi in apertura stasera lo vedremo con la sorpresa. Credo che sia Giovanni Masia, quindi Giovanni dov'è? Giovanni. Eccolo qua, Giovanni. Tanti auguri per questo rito e questa cosa. Qual è il padrino che adotti questa sera? Il mio padrino è Luca Salaris, un grandissimo amico. Quindi Luca Salaris che è qua. È particolare questa cosa, io in tanti anni che presento manifestazioni non mi era capitata, quindi è bello perché ovviamente unisce. Tra l'altro tu Tonino hai anche il piacere di essere direttore artistico insieme a Piero Marras, che è stato nominato cittadino onorario di Ossi della Fiera del Folklore, che quindi ovviamente farà alzare il sipario su questa città quest'anno, perché è una manifestazione itinerante. Quest'anno sposa Sassari. Brano, un omaggio a Bertolo Serra, che ovviamente ha composto questa poesia Serenada, e chiude con Vadde Lontana, quindi il brano di Costa Strinna, sempre amato, lo si ascolta sempre volentieri, e loro ovviamente attraverso il maestro Pigioni gli hanno dato una particolare lettura. Quindi un applauso a Bogas Noas di Ossi, la corale che ospitiamo questa sera. Si muove in persona, in tre cursi stanzia, poi abbassa abbondanza, essa mi afflizione.